Ogni giorno quando vai nella serra il profumo non sembra mai lo stesso. Gli agrumi in famiglia sono sempre stati presenti. Dal nonno al papà c'era sempre fuori casa 1 o 2 piantine di agrumi. Il mondo dell'agrume ci ha subito appassionato per la sua bellezza, per la sua ricchezza di profumi, di colori, di storia, perché per ogni agrume abbiamo tutta una storia anche di territorio, di popolazioni e quindi 1000 sfaccettature e poi il desiderio dalla bellezza di arrivare anche a trasformare questa bellezza in bontà. Mi ha contagiato la passione per gli agrumi naturalmente Lauro. Lauro ha questa magia, lui quando incontra qualcosa che lo appassiona, il lavoro di Lauro, quello della coltivazione delle piante, io ho sempre detto che è nel suo DNA. Lui non ha il sangue rosso, non ha il sangue blu, ha il sangue verde e ha una conoscenza data non tanto dallo studio ma proprio dal vissuto che ha con le sue piante. In questi anni lui è passato dalla coltivazione in pieno campo alla coltivazione dei bonsai, quando ancora non si sapeva che cos'erano, e poi appunto a quella degli agrumi. Tutta questa ricchezza di conoscenza e di esperienza, naturalmente io volevo che si espandesse. E come ho detto prima, dalla bellezza del frutto siamo arrivati anche alla bontà del frutto, trasformandolo in diversi modi. E quello che adesso noi vorremmo è contagiare più gente possibile. Io direi che questi possono essere considerati i frutti del sole.